Roberta Ferrari, collegamento da Montecitorio, buongiorno. Buongiorno, accanto a me Walter Rizzetto, deputato del Movimento 5 Stelle, perché oggi Grillo replicherà a Montecitorio, quindi sarà qui per incontrare i deputati del Movimento 5 Stelle. Ovviamente l'argomento è quello dell'incontro e del confronto sul programma che il Movimento 5 Stelle sta portando ovviamente in aula, e tra poco cercheremo di capire anche con Walter Rizzetto se è vero che il Movimento 5 Stelle non ha potuto fare nulla in questi mesi. Però intanto le chiedo subito una cosa, visto che Grillo ha chiesto nuovamente l'impeachment per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e a lui ha risposto il Premier Letta dicendo vuole in realtà soltanto l'instabilità, e anche Casini ha detto vuole solo sfasciare l'Italia. È vero, il Movimento 5 Stelle vuole solo sfasciare l'Italia? Buongiorno a tutti. Direi di no, nel senso che il Movimento 5 Stelle assolutamente non è che vuole sfasciare l'Italia, non vuole sfasciare assolutamente nulla, vuole ricostruire sicuramente. Diciamo che il Primo Ministro e anche, come ricordava lei prima, l'onorevole Casini, forse un po' riprendono il fil rouge di quanto disse Napolitano circa un mese fa dalla Polonia, se non ricordo male, quando disse che il Movimento 5 Stelle non pensa ai problemi reali delle persone. Bene, evidentemente, signori, non è proprio così. Nel senso che però, quando io vado ad analizzare queste frasi, immagino anche di capire la difficoltà dell'esecutivo, la difficoltà del Presidente della Repubblica stessa a cercare di tenere entro i ranghi l'unica o quasi l'unica forza di opposizione che ha veramente il coraggio di dire le cose come stanno. Siamo un paese assolutamente allo sbando, siamo un paese assolutamente alla deriva, siamo un paese dove i nostri giovani non trovano lavoro, dove la percentuale della disoccupazione giovanile sfiora il 40,1%, dato record dopo il provvedimento, il decreto 76 giovannini che doveva rilanciare l'occupazione giovanile. Siamo il paese dove si fa una legge di stabilità fatta e scritta e partorita dal Consiglio dei Ministri, quindi dall'esecutivo, dalla maggioranza stessa, e siamo qui a litigare, maggioranza ed opposizione, perché dovremmo emendarla per una buona parte. Quindi noi ci siamo, noi siamo propedeutici ad un cambiamento. Non so se ha sentito Grillo. Ieri Grillo diceva al Senato, mi dice perché poi è andato prima al Senato e poi alla Camera oggi? Qual è la logica? Ci sono più problemi all'interno del gruppo del Senato? Perché è partito dal Senato? No, non penso. Molto probabilmente è andato prima al Senato della Repubblica perché i senatori ieri avevano magari quell'ora, ora e mezza di possibilità per fare una piccola riunione. Noi qui eravamo ieri impegnati con un decreto, il decreto legge sulla cultura, e quindi eravamo in aula. Tra l'altro l'incontro di oggi non è stato formalmente preannunciato neanche ai deputati, quindi sarà una sorpresa anche per voi. Beh, sarà una sorpresa. Voi prima avete fatto vedere un filmato dove Grillo scendeva al Senato sulla colonna sonora di Guerre Stellari, se non ricordo male, sì, esattamente, e quindi c'è un effetto sorpresa, ci sarà un effetto sorpresa molto probabilmente anche qui, insomma anche qui alla Camera, però voglio dire non è che ci offendiamo se prima è andato al Senato. Va bene, ci incontreremo. Di Sena nello spazio per domani. Una cosa importante, Grillo prima ha detto nel pezzo che abbiamo mandato e che lei citava, ma noi facciamo, i nostri parlamentari fanno, però alla fine poi non passa niente. Di chi è la colpa? Perché non passa niente? Ma ricordiamoci sempre che il Movimento 5 Stelle è opposizione, voi mi insegnate che insomma alle opposizioni però tutti in Italia hanno fatto opposizione, no? Anche per molti anni il PD, il PDS, il PC, la stessa Forza Italia ha fatto per tanti anni opposizione. Lo stesso IDV in tempi più recenti. L'opposizione è una norma della democrazia. Sì, giustamente ricordava da molti anni. Noi siamo sbarcati in Parlamento, siamo sbarcati qui da circa 6 mesi, insomma, e quindi ci deve essere dato anche un po' il tempo per poter fare qualcosa, ma quando Grillo dice che noi proponiamo migliaia e migliaia di emendamenti che per i telespettatori, per magari coloro che non sono così tecnici nel capire che cos'è un emendamento è una proposta che viene fatta ad esempio di un decreto legge, ad esempio di un qualcosa che viene calato dal Consiglio dei Ministri, quindi si fa un decreto. Gli emendamenti si sono sempre fatti da quando è nata la democrazia in Italia, insomma, si sono fatti gli emendamenti. Questo è poco ma sicuro, però ripeto, noi è in Commissione. E in aula proponiamo veramente migliaia di emendamenti. Insomma, avete bisogno di tempo, lei mi dice. Sì. Però le chiedo scusa, mi devo lasciare terminare perché sennò sento il ritorno e non ascolto le sue domande. Quindi noi siamo opposizione,
proponiamo, siamo voglio dire, propedeutici sicuramente ad un cambiamento. Qualcosa, ricordo, è passato con il decreto 101 della pubblica amministrazione, ci sono passati una quindicina di emendamenti, ma vede, ci sono passati una quindicina di emendamenti soltanto quando abbiamo iniziato a fare ostruzionismo, soltanto quindi quando abbiamo iniziato ad inchiodare la maggioranza che evidentemente aveva paura che scadesse il decreto, poiché scade il 30 il decreto sulla pubblica amministrazione, e il ministro D'Alia stesso, abbiamo iniziato usando, voglio dire, un qualcosa che ci dona il regolamento, quindi l'ostruzionismo. Allora lì la maggioranza si è fermata. Rizzetto, io ho due domande da farle. Aspettiamo un attimo e cerchiamo di dare qualcosa anche a coloro che effettivamente fanno opposizione. Io ho due domande che voglio farle. La prima è, certo, poi ci sono anche gli emendamenti, per esempio, sul reato di immigrazione clandestina, che vengono poi ripresi da Grillo, e quello è un problema di comunicazione. Credo che Grillo ieri sia andato a chiarire anche questo, e oggi con voi. La seconda domanda è che però mi sembra di capire, lei mi dice abbiamo bisogno di tempo, però Grillo ieri ha detto che tutto questo tempo non c'è, che lui vuole andare ad elezioni, e che se per caso il popolo italiano, anzi gli elettori, non lo seguiranno nell'urna, è anche pronto, uno, a lasciare la politica, due, a lasciare l'Italia. Cioè non si sente un po' scavalcato nei tempi da questo Grillo molto battagliero? Insomma, ieri è venuto a dire: ragazzi, io qui non ho tempo da perdere, o si va al voto oppure sì, gli emendamenti certo facciamoli, però insomma noi vogliamo avere una conferma del nostro valore nelle urne. Questo ha detto ieri Grillo. Bene, diciamo che riprendo un po' quanto ha detto Beppe Grillo ieri. Secondo quindi gli italiani, che cosa deve accadere ancora in questo Paese per non poter cambiare rotta? Che cosa deve accadere? Stiamo veramente alla follia più completa, siamo veramente alla follia più totale all'interno di questo Paese. Il centrodestra governa con il centrosinistra, abbiamo parlato prima di legge di stabilità, abbiamo parlato prima di provvedimenti omnibus che non portano nulla al Paese, abbiamo parlato prima di misure in termini di soldi, in termini di denari che vanno a toccare delle cose piuttosto che delle altre. Ma signori, noi quando usciamo da Palazzo di Montecitorio abbiamo la gente che ci tira per la giacchetta in maniera, voglio dire, del tutto onesta, ci mancherebbe altro, e non come fanno le lobby fuori dalle commissioni per parlare con la maggioranza. Diciamo che abbiamo la gente che ci tira per la giacchetta perché non trovano lavoro, perché non arrivano a fine mese. Ma credo per che cui un po' tutti per la giacchetta. Le rispondo, per cui il figlio non riesce effettivamente a 30 anni ad uscire di casa e a farsi una famiglia. Questi sono i problemi reali del Paese. Quindi quando Grillo dice, e le rispondo, o alla prossima volta dobbiamo avere sicuramente un'affermazione importante per cercare di cambiare le cose, o se no me ne vado, vuol dire che tutto quanto abbiamo fatto in questi anni, e le ricordo che il Movimento 5 Stelle non nasce durante l'ultima tornata elettorale di quest'anno, ma nasce molti anni fa, nasce nelle piazze, nasce sulla rete, nasce con i banchetti. Allora evidentemente insomma ha ragione. Che cosa deve ancora succedere? Però Grillo dice anche elezioni il prima possibile. Secondo voi in questo particolare momento economico per l'Italia il Paese si può permettere nuove elezioni? In questo particolare momento economico sicuramente il Paese istantaneamente non si può permettere nuove elezioni, però questo è un mio modo di vedere le cose. Grillo dice istantaneamente, prima possibile, ha detto. Sì, vabbè, prima possibile, questo è poco ma sicuro, non lo dice soltanto Grillo, lo dice anche un sindaco che gira l'Italia, voglio dire, in tutta Italia, per cercare di proporre elezioni il prima possibile, per cercare di proporre la sua candidatura. Quindi quando lo dice Grillo vuol dire che non possiamo riuscire e non sono sostenibili le elezioni, e quando lo dice Matteo Renzi vuol dire che le elezioni sono sostenibili? La fermo Rizzetto, perché questa è una cosa interessante che lei mi dice. È vero, Ginetti? C'è un sindaco che gira per l'Italia chiedendo elezioni su... E resterà lui. Ho capito, io vedo che c'è ancora in collegamento Rizzetto da Montecitorio con la nostra Ferrari. Tra l'altro intervenire sul discorso della leadership di Berlusconi. Ho una domanda specifica su Rizzetto. Quando si voterà la decadenza, il Movimento 5 Stelle che cosa farà? Il Movimento 5 Stelle vuole un voto palese o vuole un voto segreto? Ma guardi, secondo me non è neanche tanto questione di voto segreto o di voto palese, nel senso che è chiaro insomma, che il Movimento 5 Stelle voterà la decadenza del senatore Berlusconi, insomma, mi sembra una cosa assolutamente naturale e nella genesi delle cose, ma ripeto, senza parlare molto di legge Severino o legge non Severino, perché siamo stufi in questo Paese di parlare della telenovela Berlusconi. È chiaro che la palla in questo caso passa
sui piedi del Partito Democratico, poiché è lì che effettivamente ci sono i problemi di un voto palese o di un non voto palese. Noi insomma siamo sicuri di quello di cui dobbiamo votare, questo è poco ma sicuro, ma non, ripeto, andando a sottolineare la legge Severino, andando semplicemente ad utilizzare un qualcosa di assoluto buonsenso che dice che un condannato per via definitiva non deve governare questo Paese. Se lei avesse una società e all'interno del suo consiglio di amministrazione ci fossero dei condannati, bene, se io fossi il presidente di questo consiglio di amministrazione io caccerei i condannati dalla mia società. È chiaro che l'esecutivo di questo Paese è il consiglio di amministrazione di questo Paese, è il padre di famiglia di questo Paese ed effettivamente insomma non possiamo più permetterci condannati. Siamo stufi, chi se ne frega a questo punto delle vicende di Berlusconi, sì. Chi se ne frega delle scissioni, dovevamo essere noi gli scissionisti, attenzione, tra dissidenti e talebani, quindi insomma il Partito Democratico è diviso in 6 o 7 correnti, mi lasci terminare, le chiedo scusa, il Partito Democratico è diviso in 6 o 7 correnti, adesso il PDL non si sa se ci sarà questa nuova corrente, dopo alla fine insomma parliamo molto di politica, c'è gente come Alfano, come l'onorevole Alfano che dice sì, un giorno faccio questo gruppo, un altro giorno non faccio questo gruppo, alla fine chi paga? Non lo so chi paga, insomma io vedo... avuto condanne? Cacciano anche Grillo, perché mi sembra che anche Grillo ha avuto delle condanne. No, guardi, Brignani, io so che lei a Brignani insomma, è un uomo di assoluto buonsenso. Lei sa che Grillo è consapevole del fatto che per un incidente stradale è stato condannato, non si è candidato e quindi non c'è nessun eletto di Movimento 5 Stelle che ha delle condanne. Quindi questo, voglio dire, mi sembra che sia un qualcosa di assolutamente lapalissiano. Termino il mio intervento dicendo, perché sono circa un quarto d'ora che volevo rispondere. Innanzitutto mi dispiace che il professor Bonaga se ne sia andato, ma quando il professor Bonaga dice sì, improbabili arrivi di Beppe Grillo al Senato, eccetera, eccetera, per cortesia, abbiate rispetto sino al prossimo turno elettorale di almeno 8 milioni e mezzo di voti, 8 milioni e mezzo di cittadini che hanno votato Movimento 5 Stelle. Le chiedo scusa. Non è il momento dello spettacolo, diceva Bonaga, questo è il momento della decisione. Quindi non è il momento dello spettacolo, però i nostri 8 milioni e mezzo di voti non sono spettacolo, ce la giochiamo egregiamente insomma con i principali schieramenti politici dell'Italia. Dopodiché sono rimasto abbastanza deluso dalla risposta della senatrice del Partito Democratico prima, 20 minuti fa, quando dice che bisogna perlomeno avere un humus politico per andare a fare politica all'interno del Parlamento. Insomma, mi sembra che sia una cosa assolutamente in controtendenza nella maniera più assoluta. Ci sono le buone idee. Allora, non ci sono i politici, non devono più esserci i politici di professione. Un'ultima chiosa rispetto al voto del Trentino Alto Adige, rispetto al voto, dicevo, non si riescono ad applicare però, perché il lavoro in Parlamento è complicato, fare il lavoro dell'opposizione, voi dite noi siamo l'unica opposizione in Italia, è complicatissimo, non ti lasciano lavorare. Questo è il senso, lei lo conferma, non vi lasciano lavorare? Io le confermo che lavorare alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica per 12-14 ore al giorno, fare commissioni, studiare ed applicarsi è molto importante. Studiare ed applicarsi prima di andare in aula a vedere il tuo, voglio dire, indicatore di voto che ti dice su, giù o astenuti è molto molto importante. È chiaro che insomma l'argomento è così vasto e faccio soltanto vedere una cosa. Lei ha fatto lei non ha bisogno di farli questi corsi. Guardi, di Grillo sulla dottor Greco, le faccio vedere che questa è la legge di stabilità. Noi abbiamo terminato giovedì notte. Mi lasci concludere, cortesemente, le ringrazio. Abbiamo terminato giovedì notte con il decreto sulla pubblica amministrazione ed è arrivato il testo della legge di stabilità e noi chiaramente insomma dobbiamo iniziare a studiarlo, ad emendarlo, eccetera. Una chiosa. Allora, Ginetti no, e poi mi scusi, le chiedo soltanto, dovevo terminare. Se lei chiama in causa persone poi è normale. No, ma dovevo terminare, dovevo terminare soltanto rispetto al voto del Trentino Alto Adige. Allora, il voto del Trentino Alto Adige me lo dice tra un attimo, per favore, essere molto brevi. Roberta, eccoci qua, diteci. Sì, dottor Greco, io dopo devo salutarvi, vi ringrazio insomma per l'ospitalità.
Volevo semplicemente dire Lei che è andata bene, noi le diamo un voto buono, diciamo. Va bene, la Siamo noi a ringrazio, dare lo voti. metterò sul Siamo noi a curriculum. dare voti, ma lui ce l'ha chiesti. Ascolti, no, volevo semplicemente dire, soprattutto ai telespettatori, Sì. che è del tutto evidente che questa legge di stabilità, perché in questa ora che abbiamo passato assieme effettivamente abbiamo parlato un po' di politica, ma poco sul tecnico, però voglio dire ci sta, ci mancherebbe altro, certo. compatibilmente con l'economia di una Secondo me più tempistica paese televisiva. reale teniamo dentro meglio è. E allora? Volevo semplicemente chiudere dicendo che questa legge di stabilità non lo dicono le opposizioni che crea depressione, lo diciamo tutti che crea depressioni. Il professor Gilardoni ha un collega, io ho apprezzato molto quella tabella che ha stilato il professor Gilardoni, ha un collega che si chiama professor Tito Boeri che 2 settimane fa sulla Stampa ha esattamente detto quanto arriva in tasca ai contribuenti, quanto arriva in tasca ai cittadini, ai lavoratori con questa legge di stabilità, ed è una misura assolutamente insufficiente. A Brignani stesso, prima, a Brignani ricordo, se non vado errato, che fa parte della 10ª commissione attività produttive, perfetto, quindi lui sa perfettamente a quello cui io mi intendo. Questa legge di stabilità parla male di cuneo fiscale, parla male di abitazione, per cui uno è un disgraziato se il nonno gli ha regalato, gli ha donato una seconda casa e magari se questa seconda casa è nello stesso paese di origine e di civico del contribuente è massacrato allora fino al 10,6 per mille di tasse. Mi lasci cortesemente concludere. La questione è quindi che cosa si fa? Si va al voto? Mi dia Quindi sì o non no? si va al voto, perlomeno entro dicembre, perché le benissimo. finestre sono chiuse entro quest'anno. Vede che allora ci Va siamo. bene? Va bene, Si cerca di lavorare si cerca assieme, si cerca alla legge di stabilità. Le Ho chiedo capito una benissimo. cortesia. Sì, va bene. Allora Posso? scusate, io sto Posso? Esposito No, posso, siccome Sì, il un secondo, vi prego di chiudere, perché il veramente collega un 5 po' di Stelle minuti. ha Sì. detto una cosa che a me colpisce, perché se fosse vera è un'inversione di tendenza, cioè utilizza la tabella del non fare, Sì. dove sono contenute tra il non fare le tante opere infrastrutturali sulle quali il Movimento 5 Stelle fa le barricate in Parlamento, caro Ci collega. mancherebbe No, altro ma te lo che noi voglio dire. facessimo le Quindi barricate. fate le barricate Noi in siamo Parlamento contro per i non realizzare le 401 infrastrutture, milioni del progetto sul Mose. No, ma non per cortesia, ma non guardi, facciamo voglio tutti dire, i si lega giorni la legge di demagogia. stabilità, Il ci progetto sono Mose è 401 già milioni costato nel 3 triennio miliardi. per il progetto No, scusate, Mose vi prego. e ci sono Allora, un secondo, per favore. Io sono stato rispettoso, dottor Greco. milioni sulla No, banda ma volevo larga, lanciare detto prima che siete al in giro collega con i 5 collegamenti. Stelle. Parlare in continuazione non funziona, la gente non capisce. No, ma Esposito, infatti io appunto. cerco di... Volevo lanciare al collega 5 Stelle, se fosse vera questa disponibilità a discutere dei costi del non fare, e io sono per fare un dibattito pubblico a partire dalla tabella che qui voi oggi avete presentato, mettiamo in fila le opere, le grandi infrastrutture, materiali e immateriali, sulle quali si basa quella tabella, Questa tabella. facciamo un bel dibattito PD 5 Stelle e vediamo se riuscite a dire sì ad un'opera, una di quelle opere, perché in questo momento, dall'esperienza che io ho al Senato, ma guardo anche naturalmente alla Camera, non c'è una sola opera infrastrutturale che in questo Paese è stata finanziata sulla quale voi non vi siate messi di traverso. Allora, questo lo Questa farete, è una sì, bella... lo farete Io fuori da non questa facciamo un discussione, dibattito quello che pubblico su diceva questo. Pigi Non mi Battista scusi, era- quello che devo diceva replicare. Pigi Battista era attenzione No, che le chiedo- poi le le opere chiedo si scusa fanno e ma dopo io- costano guardi, Ma anche dei discutiamone soldi. nel merito, discutiamone allora- nel merito. allora, L'Alitalia questa cosa- andava venduta qualche anno fa a France. Questa cosa la fate fuori di permetta qua, 30 cioè vi secondi che dopo io me ne vedrete, vado. 10 secondi, 10 secondi per favore. Voglio dire, si studiassero le tabelle. Bene. Perfetto? Si studiassero le tabelle. Non lo diciamo noi, lo No, dice non lo Confindustria, non lo dite voi. lo dicono No. i sindacati, che voglio dire, evidentemente non sono mai stati d'accordo, che un lavoratore con un reddito minimo di 9.000 euro all'anno avrà 5 euro all'anno in più rispetto al suo stipendio, quindi basta, è finita con le grandi opere, è finita con i ponti sullo Allora, stretto di ok, Messina, allora siete è su- finita adesso con la vi TAV. riconosco. Dobbiamo dare Adesso queste vi riconosco. risorse ai cittadini, alle persone che muoiono di fame, Adesso stiamo vi facendo riconosco. pura Adesso finalmente vi demagogia. riconosco. Fermi, aiutate.